Alle 117 incisioni di Morandi, elencate e descritte nel primo catalogo compilato da Lamberto Vitali, altre 14, quasi sempre in esemplari unici, trovate tra le carte del maestro dopo la sua morte nel giugno 1964, vennero aggiunte nella seconda edizione del catalogo. Così dalla prima del 1912 all'ultima, incisa nel 1961, in quasi mezzo secolo, le acqueforti e le puntasecche di Morandi sono esattamente 131. Molte lastre sono perdute. Di quelle rimaste, la maggior parte sono conservate nella Calcografia Nazionale di Roma, ben poche sono nella collezione delle sorelle. Era ben difficile sottrarsi al fascino di quell'apparente semplicità che nella casa di via Fondazza rispecchiava l'ordine e la misura di un costume antico e di una solitudine addirittura claustrale. Così le descrizioni non sono mancate nel salotto dove si conversava davanti a una tazza di caffè prima di incamminarsi verso lo studio, attraversando un corridoio buio e la stanza delle sorelle. Il rituale morandiano non mutava col mutare delle visite, e lo studio, col tavolo rotondo e l'armadio delle bottiglie, col cavalletto in cui si stratificavano i colori levati dalla tavolozza con la spatola, con la finestra aperta sull'orlo di casa, è descritto in tante pagine, fotografato, documentato in ogni particolare. Perché Morandi, prima di morire, era diventato un personaggio anche per un pubblico vasto. Quello delle bottiglie lo chiamava la gente, meravigliata di vedere un uomo tanto serio e diverso dagli artisti che si disputano l'onore delle cronache dei rotocalchi, un uomo con la frangetta bianca del domenicano e con l'occhio notturno e misterioso. Pochi, tuttavia, immaginavano il Morandi incisore, curvo sulla lastra di rame, a tracciare il preciso intrico dei segni o a sorvegliare gli effetti delle morsure, in un'atmosfera non turbata di totale distacco dal mondo. Infatti, in quei momenti esistevano soltanto i gruppi delle scatole, delle bottiglie, dei bricchi e delle caffettiere, con le luci e le ombre che li situavano nello spazio, e la lastra affumicata da trasformare con la punta fermissima in un tessuto rivelatore di segni poetici. Nessuna concessione agli effetti esteriori, ma invece la ricerca in profondità di un'immagine, al di là degli oggetti che l'avevano ispirata, di cui il contafili avrebbe rivelato soltanto la tecnica perfetta. Giorgio Morandi, Le incisioni, testo di Giuseppe Marchiori, Ronzon Editore.